Mi chiamo Carrie, ho 53 anni, vivo a Colorado Springs, nel Colorado, e la mia ossessione è bere la mia urina. Lo faccio come se fosse una gara a chi beve più birre. Gesù Gesù, oggi non ce la faccio. Si beve meglio dell'acqua. Come ci fottono a me che mi beva a casa da cola? Negli ultimi 4 anni, Carrie ha bevuto quasi tutta la sua urina. Quasi tutta. Perché questo che ha fatto? S'ha stipato per fare crema e limoncello? Ha iniziato con un bicchiere la mattina. Ora ne beve fino a 5 bicchieri al giorno. Ma chi l'è sempre così? È come quando uno dice, vabbè, ma mi faccio un sorsetto. Poi ti scino il tuo cartone e ti hai fatto come accetta. Mi piace calda. Buh. La prima volta che l'ho bevuta non ho vomitato. Ne mancano routine. Oggi ha un sapore diverso rispetto a 4 anni fa. Dipende da che cosa mangio. A volte è salato, altre invece sa di champagne. E di champagne. E che ti hai mangiato? Uccidi Peppino di Capri. Champagne per un dolce segreto. Ora sa di limonata. Ma tu la tieni in capo la limonata. Sento i sapori del cibo che mangio. Ci sono cose che mi piace mangiare, ma non le mangio più perché non sono buone quando diventano pipì. Ma infatti, perché ti hanno qua quando ti bevono un bello bicchiere di sciazzo? Oltre a berla, Carrie ha altri modi per ingerire la sua urina. La uso come dentifricio. E non si fanno niente giallo. La applico anche sul contorno occhi, sulle orecchie, dietro le orecchie, nei capelli. Ebbene, poi con coppo cuore usi i profumi, no? Aggiungerla all'acqua del bagno fa bene alla pelle. L'urina vecchia è ottima come bagnoschiuma. No, invece preferisco sempre il Gervis, quello che sacce solo a essa. Se l'applichi sulla pelle, la idrata e ne cambia la consistenza. Ah, ma allora quando qualcuno dice ti piscio in faccia, non lo dice per cattiveria, lo dice perché devo far diventare più bella. E io invece che ho sempre frainteso. È una sostanza tossica e non voglio che continui a berla. E portatelo in un centro urinisti anonimi. Oggi dirà alla sua amica Denise cosa fa quando nessuno la osserva. Amici c'era da bere la pisciazza pure a essa. Bevo quasi tutta l'urina che il mio corpo produce. Tutta? Ma perché ne volevano poco pure tu? Ma credo che se facessi le analisi del sangue staresti più tranquilla, giusto per sapere che non ti stai facendo del male. Ma qua analisi, a fine casi che se va a fare analisi, la fanno piscendo un bicchiere che lo so beve.